le zeppole di San Giuseppe. Io le ho fatte con la crema, con la Nutella e al forno. A voi come piacciono? Al forno o fritte? Ecco qua, questa è quella là, la crema all'interno. E questa qua è quella là, la Nutella. Io le ho fatte solo in queste due versioni perché per me la zeppola di San Giuseppe è questa qua con la crema. Poi le potete farcire sopra come preferite. Io l'assaggio perché qua hanno assaggiato tutti, tranne me. Io le ho fatte solo per adesso. Andiamo. Ci occorre acqua, burro, farina e un pizzico di sale. Io metto l'acqua, il burro e il sale in una pentola, la faccio iniziare a bollire e poi uniamo la farina. Ecco qua. Ciao ragazzi. Grazie a Visanuca. Mescoliamo, mescoliamo. Ecco qua, quando si stacca facilmente è pronto. Ho messo l'impasto in planetaria, ma voi potete unire le uova come preferite, a mano, col frullatore come preferite. Io aggiungo un'uova alla volta. L'impasto lo fate raffreddare un po'. Aggiungo un'uova alla volta e faccio lavorare. Ecco qua, deve venire così. Ci riempiamo una sacca a poche, accendiamo il forno a 190 gradi statico. Io ho messo questo qua a forma di stella, è quello là più grande che ho. Mettiamo la carta da forno su una teglia e ci facciamo le nostre zeppole. Facciamo 2 giri così, lasciamo un po' di spazio. Ecco qua. Ecco qua, io le inforno e nel frattempo ci prepariamo la crema. Per la crema, latte, zucchero, tuorli, buccia di limone, ci metto la vaniglia e setaccio la farina. Ecco qua, ci diamo una bella mescolata e andiamo a cuocere. Ho aggiunto anche la bacca di vaniglia, dove sta? Eccola qua. Mescoliamo bene. Eccola pronta. Adesso la lasciamo raffreddare e finisco di cuocere le zeppole. La mettiamo in un contenitore. Io la lascio raffreddare un po' a temperatura ambiente e poi la metto in frigo. Ecco qua. Eccole pronte. Sono state una mezz'oretta. Non aprite il forno prima che finiscono di cuocere. Io inforno le altre e le decoriamo insieme. Eccole qua, sono raffreddate. Queste qua sono un po' più grandi e queste qua sono un po' più piccole, come preferite. Cioè, come ci ho messo zucchero a velo, ho messo la crema che abbiamo preparato in una sacca a poche, la passate un po' col frullatore e le riempiamo. Io le faccio tutte e torno. Eccole pronte, ci ho messo una marina sopra. Questo è come piace a Grazia, senza niente, e 2 a Nutella. Provatele che sono spettacolari.